Siamo ancora ad agosto, ma le annate calcistiche sono lunghe, soprattutto per i professionisti. Quest'anno con il mondiale in Qatar, chi invece vive la propria realtà può tornare a divertirsi e far divertire senza pensieri. Amici di Sportissili, ciao da Salvo Geraci, buona stagione a tutti dal Comunale di Marineo, provincia di Palermo, città di Casteldaccia Aspra, primo turno d'andata di Coppa Italia di promozione siciliana. Calabria. Lancio lungo, non riesce a colpirla di testa rappa, c'è la spallata di Alvegiano sul proprio avversario Giovanni D'Amico, destro, la deviazione del portiere e c'è il gol dell'Aspra all'11° minuto con Giovanni D'Amico, 1-0, il suo primo gol della stagione. Città di Casteldaccia, come abbiamo detto, è stato ripescato dalla prima categoria, mentre l'Aspra ha vinto il proprio girone. Palazzo verso la porta esterna della rete. Parte Palazzo, la parata, ma no, il pallone entra, 2-0, anche in questo caso Tinirello tocca, c'è il raddoppio dell'Aspra con Palazzo. Calabria, lancio lungo, l'appoggio di Giovanni D'Amico, l'alzata però di Badami, passaggio corto, rimpallo vincente, riparte il Città di Castellaccia, tiro da fuori, la conclusione, respinta con i piedi da Cascione, il primo tiro in porta da Giovanni D'Amico, si muove Santaguida, supera l'avversario, però Di Benedetto, Santaguida in mezzo verso il colpo di testa di Alvegiano, super parata di Tinirello. Tante trasferte lontane nel messinese, infatti la prima di campionato della Città di Casteldaccia sarà Falcone. Attenzione a Giovanni D'Amico, la finta, c'è il tiro sotto la traversa, trova il 3-0, trova la tripletta personale, tanta precisione e l'Aspra aumenta ancora il proprio vantaggio. Ecco la rincorsa di Licastri, pallone alto. Calabria, lancio profondo verso Vitrano, aspetta il rimbalzo del pallone e poi incrocia, 4-0, tutto troppo facile anche per Antonino Vitrano al 45°. Palazzo tra l'altro ha segnato su calcio di punizione. I primi due hanno avuto la deviazione del portiere della Città di Castellaccia Tinirello, ma niente da fare. Proprio Maniscalco, attenzione alla traversa, colpita da Voltaggio. Attenzione alla trattenuta su Catanzaro, apertura per Daniel Maniscalco. Ancora in mezzo al campo Maniscalco, insiste, cade giù senza fallo, il pallone viene preso da Catanzaro, il tocco e la deviazione sotto porta di Licastri, c'è il gol del Città di Casteldaccia con Licastri, 1-4, è partita bene la squadra di Grimaudo in questo secondo tempo, non c'è nessuno spazio per avanzare, allora Badani va in mezzo per Chifari, il contrasto assieme a Bonanno, scivolata cercata con il passaggio da parte di Tutrone, ancora Palazzo cerca di mantenere il pallone a terra, poi il tiro dalla distanza finito alto, opzione scartata, arriva Palazzo, l'appoggio di Palazzo per Marguglio, l'alzata dell'ex Geraci, si coordina Vitrano, riceve, c'è il tiro al volo, riuscito alto, e quindi a parte Roccaforte e Giglio in panchina sono soltanto giovani. Anche Bonanno ha un po' di esperienza. Giglio stacca, c'è l'angolo trovato, c'è il 5-1 di Roberto Giglio, entrato dalla panchina, segna anche lui. Dragna, il pallone di Fernandez lungo linea, si continua a giocare, Licastri evita Roccaforte, Licastri riesce il cross, secondo palo, colpo di testa, il gol di Famà, c'è il gol del Città di Casteldaccia che vuole crederci in qualche modo, la rete di Simone Famà, anche lui è entrato dalla panchina, il passaggio però è per Procida, sponda di Giglio, anche lui è entrato molto bene, Roccaforte, che palla questa qui per Giovanni D'Amico, Giovanni D'Amico tira lo stesso oltre la traversa. Palazzo, parte la sua battuta, Tinirello, gran parata, c'è Bonanno, anche Giglio a ricevere corto, invece si va in mezzo, colpo di testa di Procida, primo gol in giallo-verde per Stefano Procida,
perché questo campo lo conosce molto bene, quello di Marineo. 6-2. Invece niente recupero, c'è il triplice fischio dell'arbitro, finisce 6-2 per l'Aspra.